È una cosa da sottolineare che il Kenya è uno dei paesi dove i cristiani non sono la minoranza, sono la maggioranza e nonostante questo sono stati aggrediti e trucidati come in questo college appunto dove hanno distinto tra gli studenti musulmani che gli hanno detto beh andate pure e quelli cristiani li hanno ammazzati tutti. Prego Gardini. Sì, no, penso che la signora si riferisce al fatto che noi dobbiamo utilizzare la diplomazia come siamo abituati noi veneti fra l'altro a fare. Il punto è che dobbiamo analizzare se il problema è appunto religioso e anche parlando con dei religiosi mi hanno confermato che noi non dobbiamo porlo in quel problema perché non c'è una differenza tra Islam, cristianesimo eccetera. Qui probabilmente ci sono degli interessi che sono sotto, usano al solito la religione per fare delle guerre che sono altro. Quindi bisogna stare molto attenti secondo me appunto a parlare di religione e a portare il tema sulla religione. È ovvio che ci sono dei problemi di reciprocità. Scusi un attimo perché abbiamo i titoli del TG5. Certo. Quindi Gardini, secondo lei la religione è solo un pretesto, non è vero come diceva Papa Ratzinger che l'Islam è una religione di guerra? Bisogna fare appunto delle analisi, certo il problema dell'Islam, della reciprocità che loro non hanno praticamente, è un problema che devono affrontare perché finché trovano gente pacifica e democratica, ok, però con altri stati probabilmente avranno dei grossi problemi. Il fatto della reciprocità, del fatto appunto che tu puoi costruire qui moschee lì, sì. Ma la storia ci dimostra come il Veneto, già come nella Repubblica Serenissima, esisteva il fondaco dei turchi quando facevano continue giornaliere battaglie contro i turchi, gridando alla guerra santa, alcuni, eccetera. Noi, è una storia già passata, però dico, dimostriamo... All'inizio pensava anzitutto a fare affari. Sì, quella era la religione principale, diciamolo. Quella era la religione principale, si accettava tutto, anzi si combatteva anche contro i cristiani per dare i diritti agli ebrei, eccetera. Ma quella è una dimostrazione del fatto che con la diplomazia si possono risolvere certi problemi e l'analisi va fatta se è un problema di religione qua o se c'è qualcos'altro in Africa, perché appunto, come ha detto lei, in quello stato ci sono molti cristiani, perché sono successe certe cose, bisogna capire un attimino la politica. Ma attenzione, guardate che... Però oggi invece il ministro Gentiloni sottolinea la nostra ignavia, nel senso che alla fine delle chiacchiere... Ma io penso sia proprio un'impotenza da parte di vista, cioè dal punto di vista italiano, lo Stato italiano è impotente, non riesce a fare diplomazia, non ha più nessun livello di diplomazia. Ora, è per quello che noi diciamo uno Stato veneto indipendente potrebbe essere in Europa comunque una voce, abbiamo la storia che ce lo dimostra, abbiamo la possibilità di dire se tanti territori sono controllati e un Veneto indipendente sarebbe più controllato anche al suo interno che un mega Stato elefantiaco, ci sarebbe molta più sicurezza e ci sarebbe molto più di tutto, lavoro, eccetera. Quindi la diplomazia ce l'hai e sei una voce, anche come Veneto, se domani il Veneto è indipendente e diventa ed ha i suoi rappresentanti anche in Europa. Vabbè, potrebbe essere una nostra visione, insomma. Mica, vuol dire, quello che fanno tutti sì, i ma paesi devi avere la sovranità però. La sovranità ormai... Per fare la politica estera devi avere la sovranità. Sì, adesso se sei in Europa non conti più nulla. La fai come Veneto. Dai, ma certo, cioè, assolutamente. Dai. Il Veneto lo può dimostrare, l'ho sempre dimostrato, può essere comunque una voce. Ci facciamo un esercito, e quindi la Svizzera, che è come il Veneto, la Svizzera che è come il Veneto ha la legione straniera? No. No, non ha un esercito, non ha bisogno di un esercito, c'è una diplomazia, c'è uno Stato che funziona. Hanno le banche. Le banche sono nate in Svizzera perché? Sono nate prima le banche o la Svizzera? Allora ci sono dei luoghi comuni che vanno sfatati. Le banche sono in Svizzera perché hanno trovato uno Stato che funzionava e quindi si sono insediate. Non sono nate prima le banche e poi la Svizzera. Quindi un Veneto indipendente potrebbe dire la sua. Torniamo, se l'Occidente non reagisce di fronte alle stragi dei cristiani, loro penseranno vabbè possiamo andare anche a colpirli tranquillamente a casa, tanto questi sono inermi, questi sono pacifisti, questi piuttosto che rischiare saranno disposti loro per primi a buttarsi giù le chiese senza bisogno che andiamo a buttargli sì, infatti sono d'accordo l'immagine che dai il valore la perdita di diritto, legalità eccetera, però lo dovremo anche dimostrare. A parte la battuta, mi concede che il tricolore era la prima bandiera della 55esima Brigata Cavalli Napoleone, quindi adesso la stanno cambiando, eccetera, eccetera, è una battuta. Però se noi ad esempio non lasciamo ad esempio al Veneto
poter fare un referendum sull'indipendenza. Cioè, come possiamo dimostrare diritto, legalità e farci portatori di chissà che se poi non lasciamo nemmeno fare un referendum? Mia moglie che è svizzera, dopo un anno che ero in indipendenza veneta, mi fa: ma scusate, ma perché continuate a chiedere a Zaia a far questo, a far quello, eccetera, eccetera? Raccogliete le firme e poi fate il referendum. Ho detto, noi in Svizzera, non siamo la Svizzera. in Italia purtroppo non è così.